Michele Artedino, presidente della Nuorese, alcuni giorni fa si è chiusa una stagione per voi trionfale, avete dominato il campionato di promozione, l'anno prossimo sarete in eccellenza. State iniziando con i programmi per allestire la squadra, qual è lo stato delle cose? Beh, siamo ancora abbastanza fermi, diciamo, stiamo lavorando già da diverso tempo, non dalla fine del campionato, ma molto prima, in prospettiva futura, sempre principalmente sullo sviluppo del settore giovanile, che continua a essere il mio cruccio iniziale da portare avanti, sicché i primi passi sono stati fatti, abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione comunale. Al momento pare abbastanza disponibile a dare una mano alla Nuorese Calcio per risolvere i problemi fondamentali che sono quelli delle strutture. Sicché è già un primo passo che si è portato abbastanza avanti, sicché il rifacimento del campo del Frogheri, che sicuramente inizieranno a breve i lavori, per noi è importante in modo da averlo pronto per l'inizio del prossimo campionato. Sul piano tecnico forse è presto ancora per fare programmi, però insomma vi state muovendo anche perché comunque le squadre si allestiscono insomma giugno-luglio. Sì, assolutamente sì, stiamo lavorando anche su questo. Ovviamente si parte sempre dalla cosa fondamentale, dalla parte tecnica, sì che dal mister valutare la riconferma di Gianni Coccone o altre ipotesi al momento. Sicuramente la decisione iniziale basilare è questa e poi si svilupperà il programma. Sicuramente ho sempre dichiarato e continuo a dichiararlo, sarà un programma ambizioso. La Nuorese sarà sicuramente che si presenta alle righe di partenza del prossimo campionato, una Nuorese che lotterà per vincere questo campionato, perché sicuramente non ci presentiamo in eccellenza per partecipare o anche come matricola, assolutamente. La Nuorese punterà in alto, questo lo posso dire da adesso, sicché allestiremo sicuramente una grande squadra, però stiamo lavorando sopra, sicuramente è molto presto per poter dare altre informazioni al momento. Ci sono molte riconferme e i nuoresi penso che rimangano in blocco in questa squadra, poi il resto è tutto da decidere secondo il mister che poi allenerà questa Nuorese.